Siamo a Santa Maria di Sala, più precisamente a Villa Farsetti, per la nona edizione di Formaggio in Villa, rassegna dei migliori formaggi italiani. A parlarci di questa nona edizione è l'organizzatore, il dottor Luca Olivan. Allora, siamo giunti alla nona edizione, bella complessa, abbiamo 200 espositori da tutta Italia, scelti con un criterio. Noi scegliamo i prodotti artigianali, cerchiamo di prendere i prodotti specifici, di nicchia, ovviamente l'obiettivo è quello di proporre al grande pubblico che viene alla manifestazione il massimo della qualità. E poi ecco, noi cerchiamo di creare il giusto mix. Fortunatamente abbiamo più richieste rispetto, diciamo, ai posti, ecco, dell'esposizione. Quindi cosa significa? Questo ci permette di creare, ecco, di avere a disposizione dei prodotti molto alti, perché potendo anche scegliere creiamo il giusto mix, nel senso che diamo l'opportunità al visitatore di avere più cose, quindi di un particolare prodotto ce ne sono quel numero e non di più, di birre artigianali queste e non di più, del produttore di prosciutto questo e non di più, quindi creando qua c'è veramente il meglio del meglio. In 2 ore l'obiettivo nostro è chi viene a trovarci, chi viene a visitare la manifestazione, si fa un tour e riesce ad assaggiare ed acquistare tutto quello che magari ci vorrebbe un anno, ecco, per trovarlo, se lo si trova, perché quindi voglio dire, dal nord al sud, dalla Sicilia al nord Italia c'è veramente il meglio della produzione. In contemporanea, anche è giusto sottolinearlo, c'è stata la finale, la seconda fase del premio Italian Cheese Award, giunto alla 5ª edizione, dove anche il pubblico ha potuto degustare i 100 migliori formaggi italiani e dando il voto, incrociando il voto della nostra redazione, degli esperti e del pubblico, sono stati scelti 30 formaggi che parteciperanno poi alla finale ad ottobre. Quali sono i primi 3 finalisti? No, i primi 3 finalisti per categoria, sono 30 nomi, adesso elencarli tutti, li potete trovarli nel sito italiancheeseaward.it, sono già pubblicati i 3 formaggi, le 3 nomination per categoria. Ad ottobre uno di questi 3 per categoria vincerà la statuetta dorata, simbolo del primo premio. Anche tanti prodotti bio. Una parte, anche questa è più che una tendenza, ormai è una realtà, c'è sempre più una ricerca del prodotto naturale, quindi fatto cioè senza, diciamo, additivi, senza ecco, pesticidi, ecco, e quant'altro. Ma a parte questo, bio o non bio, a Formaggio in Villa ci sono dei prodotti cioè veramente buoni che rispecchiano la tradizione. Ci sono formaggi che sono storici, anche se non sono famosi, comunque hanno una tradizione di 400-500 anni, portati avanti da casari, portati avanti da famiglie proprio di casari. Sono famiglie che hanno una tradizione, che si tramandano il lavoro da 400-500 anni e che comunque abbiamo il piacere di avere con noi. Questo è anche un onore, insomma, ma però ecco, fa parte del nostro patrimonio che abbiamo in Italia e secondo me dobbiamo crederci ancora di più. L'unico appunto, se lo posso dire, è che fanno fatica a trovare personale, malgrado che allora sì, si parla di disoccupazione e altro, però in questo settore, parlo l'enogastronomia, ecco, a tutt'uno, ancora non ci crediamo abbastanza, se c'è questa ricerca di personale, perché lavorare comunque in questo settore significa, prima di tutto, avere tanta passione, crederci, però bisogna superare alcune barriere che sono, secondo me, di ordine anche psicologico, che devi dedicare la tua passione, la tua vita, ecco, senza guardare il giorno festivo, perché vuol dire cioè la mungitura avviene tutti i giorni e che quindi, sai, non c'è il primo dell'anno, Pasqua, Natale, devi essere lì sul pezzo, le mani sul latte tutti i giorni. Questo magari è un po' un ostacolo, però le soddisfazioni poi sono tante. E poi sai cosa c'è di più bello anche di un prodotto per un produttore e i suoi collaboratori, quando il consumatore finale, il cliente, assaggia il formaggio e dice: ma senti che buono, e quindi
oltre al fatto economico, perché sono prodotti che costano leggermente in più rispetto a quelli che si trovano normalmente, no? nei punti vendita, nelle distribuzioni, però costano un attimo di più, ma effettivamente ti danno veramente tanto di più. Effettivamente la differenza si sente al gusto molto, davvero molto. Allora, sono gusti molto più intensi, molto più lunghi al palato, costano un qualcosina di più, ma ti danno molto di più. Poi questi sono prodotti che si possono trovare nelle manifestazioni come Formaggio in Villa o Made in Malga che facciamo, ma anche la grande distribuzione si sta organizzando e sta appunto mettendo a disposizione della propria clientela magari dei piccoli reparti con delle chicche fuori, diciamo, dall'uso comune dei prodotti comuni, quindi c'è un'evoluzione anche da parte della grande distribuzione anche in questo senso. C'è spazio per tutti, c'è spazio per la grande industria, la grande industria casearia, ma c'è sempre di più l'amatore che vuole dei prodotti diversi anche per soddisfare il proprio palato, ma anche per proporre all'interno di una cena particolare, trovare cose diverse, no? Quindi l'Italia è piena, noi abbiamo l'imbarazzo della scelta, il nostro paese ha un'offerta diciamo casearia straordinaria, siamo il primo paese per varietà, superiamo la Francia indiscutibilmente. Me lo auguro e sono felice che questo avvenga. Non edizione, rispetto alle edizioni precedenti, possiamo adesso fare un piccolo consunto per capire com'è andata? Beh, è andata bene tranne il finale col temporale che purtroppo non ci voleva, ma sul tempo non possiamo farci niente. Siamo soddisfatti di come è andata già fin dal primo giorno, dove abbiamo avuto un'affluenza boom e quindi già lì diciamo, abbiamo messo il cuore in pace. È andata bene, i produttori sono soddisfatti soprattutto perché hanno potuto innanzitutto proporre il prodotto ad un pubblico che ama il formaggio e che ama i prodotti di alta qualità. E poi oltre a questo non c'è solo il pubblico, ma sono tanti operatori, tanti buyer anche della grande distribuzione che sempre di più guardano con interesse a questi piccoli prodotti artigianali fatti da piccole aziende da inserire a quelli che magari vendono in grande quantità, però l'offerta oggi non può essere fatta di un solo tipo, ma oltre ai grandi formaggi, magari anche un prezzo economico, affiancano prodotti particolari e regionali. Quindi io ho sentito i produttori, hanno avuto buoni contatti, quindi sono buone speranze per il nostro settore. Ottimo, prossima edizione? Prossima edizione di Formaggio in Villa il prossimo anno perché ha una cadenza annuale. Il prossimo appuntamento è a Jesolo la settimana prossima, dal 3 al 5 maggio. La prima edizione, la novità, si chiama Fish and Cheese, dove abbineremo i formaggi alla cucina del mare. È un abbinamento sicuramente azzardato, però, perché nello slogan della manifestazione abbiamo detto poi abbinamenti possibili e impossibili, dove coinvolgeremo la città di Jesolo, o meglio i ristoranti di Jesolo, in una serie di presentazioni di piatti con questo abbinamento pesce e formaggio. Quindi la manifestazione che ci sarà a Jesolo vedrà innanzitutto la mostra mercato con i migliori formaggi e qualche specialità, diciamo, del mare. Non ci sarà il pesce fresco, ma il pesce quello lavorato, dove si trova nella cucina e dove si trova nel baccaro veneto, giusto per intendersi. Quindi ci saranno le acciughe, ci saranno le ostriche, ci sarà il salmone, no? Ci saranno appunto tutte le cose con la marinatura classica, no? Le sarde in saore, eccetera, abbinate a vari formaggi, e quindi questo mix è sicuramente interessante. Jesolo è una città che ha delle presenze turistiche altissime, e quindi il mondo caseario, il formaggio, ha bisogno di mettersi al centro delle proposte appunto della città e di tutti gli hotel e ristoranti, che sono numerosissimi, quindi c'è molta curiosità, c'è tanta aspettativa. Non passiamo neanche da casa, da Villa Farsetti di Santa Maria di Sala, andiamo direttamente a Jesolo.
Benissimo, allora il prossimo appuntamento per i nostri amici è per la prossima settimana a Jesolo e l'anno prossimo di nuovo in Villa Farsetti. È un intermezzo, l'altra manifestazione nostra importante, ecco, quindi parliamo di qua che siamo nella pianura veneta. C'è Fish and Cheese che è al mare, ma non dimentichiamo che a settembre ci sarà l'8ª edizione di Made in Malga, quindi la rassegna dei formaggi italiani di montagna. Benissimo, allora al prossimo appuntamento. Grazie a lei. Siete stati qua con noi.